Irene Ranalletti, allenatrice della Lombardia, è stata una partita, io l'ho definita storica poco fa, però storica per le Marche. Per voi come la definiamo? Beh, anche per noi è storica, perché è dal 2000 che noi non arrivavamo così in alto. Nel 2000 abbiamo vinto, ma quest'anno è stato un anno per noi molto importante. Il gruppo era un gruppo che soltanto alcuni erano riusciti a venire l'anno precedente, è un gruppo giovane, da dentro 2,97, 1,98 e quindi insomma si lavora anche un po' per il futuro. Quest'anno già noi siamo arrivati molto in alto, abbiamo fatto gran lavoro, eravamo a 2 punti da un sogno, sono ragazzi giovani e anche questa è una lezione che impareranno sicuramente per i prossimi campionati a venire. Dopo il primo set forse è subentrata un po' di qualcosa tipo... No, noi fino al 19 a 17 del secondo set abbiamo lavorato bene secondo me, tenendo. Poi lì sono subentrati 2 o 3 errorini, eravamo proprio a 2 punti dalla vittoria. Loro sono stati molto bravi perché hanno preso dei rischi enormi e hanno detto tanto non abbiamo più niente da perdere, proviamo, tentiamo, e è andata bene. E bravi a loro che hanno tentato e sono riusciti. Adesso comunque c'è una finale terzo quarto tra poco. Certo, e sarà molto difficile ripristinare un po' le energie psicofisiche, però ci si prova perché è un obiettivo molto importante che per il ranking dell'anno prossimo e poi insomma la medaglia di bronzo non è mica da buttare via. Perfetto, allora ci vediamo tra poco. Grazie, ciao. Ciao.